Gentili telespettatrici, gentili telespettatori, ben trovati a questo primo appuntamento con la nostra rubrica Veneto Democratico. Tema di oggi il federalismo. Abbiamo in studio qui con noi per parlarne dei graditissimi ospiti che comincio subito a presentarveli, a cominciare da Davide Zoggia, che è presidente della provincia di Venezia. Grazie Zoggia per essere con noi quest'oggi. Accanto a lui c'è Flavio Zanonato, sindaco di Padova, eccolo inquadrato, grazie anche al sindaco Zanonato. Da quest'altra parte Gianni Gallo, capogruppo in Consiglio regionale del Partito Democratico, e accanto a lui il consigliere regionale del Partito Democratico Guido Trento. Allora abbiamo detto federalismo, parola che si declina in tanti modi in questo periodo. L'ultimo, quello che ha forse fatto più rumore per noi, è stato quello di quella che è stata definita più o meno propriamente la marcia su Roma dei sindaci e degli amministratori locali, che chiedeva una cosa che sembra quasi banale, è sembrata l'uovo di Colombo da quando è stata proposta: trattenere all'ente locale il 20% dell'IRPEF affinché ogni sindaco, ogni comune possa programmare i propri investimenti, le proprie spese, la propria gestione. Il movimento, lo ricordiamo, era partito da tempo, è arrivato a bussare alle porte del governo. A quel viaggio a Roma dei giorni scorsi hanno partecipato tanto il presidente Zoggia quanto il sindaco Zanonato. Comincerei proprio dal sindaco, visto che di movimento dei sindaci si parla. Com'è andata? Cosa avete ottenuto, Zanonato? Abbiamo ottenuto che si è parlato di questa nostra proposta, e nessuno si illudeva in questo senso, non abbiamo ottenuto qualcosa di concreto. Però abbiamo messo in luce che la proposta di federalismo fiscale non può essere soltanto una proposta di principi rinviati a non so fra quanto tempo per la soluzione dei problemi concreti, deve essere un fatto di contenuto. E oggi ne abbiamo più che mai bisogno perché le amministrazioni sono davvero in difficoltà. C'è qualche speranza di arrivare a quella soluzione, secondo lei, sindaco? Il disegno di legge che il governo ha presentato non è in contraddizione con questa proposta, perché parla appunto di compartecipazione anche all'IRPEF e quindi teoricamente è possibile arrivare a questo risultato. Il limite della proposta che viene presentata è che intanto rinvia a 24 mesi, 2 anni, la prima vera e propria decretazione che entra nel merito del problema, cioè l'individuazione delle fonti, il modo chiaro attraverso cui si stabiliscono le cifre che restano alle province e ai comuni. L'altro aspetto è che invece in queste ore stiamo facendo i conti con bilanci che sono sempre più in difficoltà perché alcuni tagli sono operativi da subito. Ci arriviamo, anche perché si sta definendo anche la vicenda ICI, non ICI, cosa vi verrà ridato o non ridato di quell'imposta, che lo ricordiamo era l'imposta con cui i comuni di fatto funzionavano. Prima di parlare col presidente Zoggia, un passaggio con il capogruppo in Consiglio regionale Gianni Gallo. A quel movimento dei sindaci aveva dato forte il proprio appoggio il presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan, che proprio a Padova, a Palazzo della Ragione, ha detto: sono con voi, vengo con voi. Il giorno prima che partisse quel treno ha detto: no, qui strumentalizzano, io non ci sto più. Gallo. Sì, una mossa secondo me sbagliata da parte del Presidente della Regione, ne sta facendo anche altre, perché abbiamo una Regione che è paralizzata, che non decide, che non riesce nemmeno a fare lo statuto della Regione Veneto. Siamo in un ritardo colossale e poi appunto annuncia prima strumentalmente l'adesione a questa mobilitazione dei sindaci veneti. E poi non si fa trovare quando invece si va a Roma per chiedere e cercare di ottenere risposte concrete da parte del governo. Ha sicuramente fatto un passo falso. Presidente Zoggia, qualcuno potrebbe chiedersi cosa ci faceva un presidente di provincia alla marcia dei sindaci, se è vero, come dice qualcun altro, che quella del federalismo sarà un po' una concorrenza, no? Le province vorranno, i comuni vorranno, la regione si sente un po' più tutelata. Ma insomma, io credo che nel disegno complessivo di riforma le province abbiano un ruolo chiaro, anche perché viene introdotta la compartecipazione diretta per la prima volta anche da parte del nostro ente. Quindi mi sembrava giusto andare a testimoniare, assieme ovviamente al movimento dei sindaci, una posizione che è una posizione degli enti locali e che tra l'altro è una posizione politicamente trasversale. Mi pare che le richieste che noi facciamo siano molto chiare e molto semplici, soprattutto in un territorio come quello del Veneto. Sostanzialmente essere in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini con dignità. Pare questo, insomma, alleggerendo
anche quella che è una pressione nei confronti dello Stato, che sappiamo essere sempre più in difficoltà. Proprio il giorno in cui eravamo a Roma, insomma Flavio lo ha ricordato, ci è giunta la notizia che il governo ha stanziato attraverso il CIPE 140 milioni di euro per il comune di Catania, e ovviamente per i sindaci veneti questa è sembrata, non dico una beffa, ma come dire, una non considerazione di quello che è un lavoro che invece da anni si stanno facendo tante forze politiche che sono presenti nel nostro territorio. Per cui io sono, come dire, in attesa, anch'io vedo che nella proposta adottata dal Consiglio dei Ministri, nella legge delega, c'è sostanzialmente una possibilità di intervento. Ora verificheremo fino in fondo la disponibilità. 24 mesi sono tanti. A me ha preoccupato alcune parole che sono state usate durante la riunione con i ministri, insomma, si è avuto la sensazione che non si sia colto fino in fondo lo spirito con cui i sindaci veneti sono andati a Roma. Anche per noi c'è un problema di perequazione nel nostro paese. Nessuno vuole trattenere tutto, ma il tema è come noi riusciamo a rendere anche responsabili gli amministratori che sono in grado di tassare, tra virgolette, per realizzare quelle che sono le esigenze e le risposte che vogliono i cittadini. Chiamo in causa anche il consigliere Trento. Intanto chiedo alla regia, dovremmo riuscire a mostrarvi qualche immagine di quella marcia su Roma dei sindaci, e non solo, dalla partenza in stazione con il treno, l'arrivo a Roma davanti ai palazzi della politica. Intanto chiamo in causa, dicevo, il consigliere Trento, lo accennava Zoggia, non l'ha detto Zanonato, però qualcuno ha detto questi sindaci sono egoisti, vogliono tenersi per loro, per fare le loro cose. Che idea si è fatto di questo movimento, consigliere? Ma i sindaci solitamente parlano un po' il linguaggio che parla la gente, quindi sono quelli più vicini alla realtà. Più alti si va poi nelle istituzioni, più si rimane nel palazzo e quindi ci si stacca dalle vere realtà e dalle vere esigenze della gente. E la dimostrazione chiara noi l'abbiamo ad esempio nella nostra regione, dove abbiamo un presidente che è in totale confusione, che un giorno dice una cosa poi cambia opinione, che parla senza conoscere le aree. Cito l'area montana, lui fa di grandi proclami intorno a quest'area, ma non conosce neanche, forse l'ha vista in cartolina qualche volta o su qualche tavola imbrandita, per cui onestamente mi sembra che la politica deve fare un bagno di umiltà, e questa volta io penso che tutti noi dobbiamo essere dalla parte dei sindaci che sono vicini alla gente. Eccoli qua i sindaci, proprio Flavio Zanonato, avete visto il treno delle 7:11 di mattina. Sindaco, ma è vero che non vi volevano fare entrare a Roma nei palazzi della politica? Voi che rappresentate i cittadini, che siete quelli, qualcuno ha detto noi siamo in trincea, perché se il cittadino ha un problema bussa alla porta del sindaco, difficilmente arriva anche in regione, no sindaco? Ma guardi, sono cose tutto sommato secondarie. È vero, c'era una transenna, penso ci sia una transenna permanentemente davanti a Palazzo, a Montecitorio, insomma al Palazzo della Camera, e non lasciavano che ci avvicinassimo ai portoni di Montecitorio. Però non ritengo tanto questo il problema. Si può anche stare dietro una transenna se c'è chi è capace di ascoltare, e purtroppo l'impressione che abbiamo avuto è che non ci sia la capacità di comprendere le nostre esigenze. Quindi volentieri resto dietro una transenna se poi, quando è ora, si ascoltano le ragioni delle amministrazioni locali e si cerca di andare incontro a queste. Con alcune è stato fatto, per esempio con il Comune di Catania, è stato ricordato adesso, con il Comune di Roma 500 milioni di euro al Comune di Roma. Nessuno di noi, come dire, è geloso o invidioso di queste soluzioni. Ci irrita il fatto che invece le esigenze di una realtà come la nostra non vengono comprese.